Bene, buongiorno a tutti i colleghi, invito a prendere posto. Dichiaro aperta la 196esima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione dei consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero 194. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e la consigliera Zilli. I congedi sono concessi. Ecco, quest'oggi abbiamo come primo punto all'ordine del giorno la celebrazione della giornata della memoria. Ringrazio e saluto per la presenza e per la partecipazione poi alla celebrazione il rabbino Eliezer Shai Di Martino, che ha accolto l'invito appunto a condividere con l'Assemblea legislativa la riflessione sulla giornata della memoria. Ricordo che il rabbino è il rabbino capo della comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia dal 2014. E quindi lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua presenza, assieme alla presenza del Presidente della comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Salonicchio, che è qui alla mia sinistra. Poi sono presenti e ringraziamo, hanno accolto l'invito, sappiamo che ci sono già diverse iniziative anche oggi in corso e poi ovviamente domani in queste giornate di riflessione, di ricordo appunto rispetto alla giornata della memoria, ma salutiamo anche i rappresentanti della comunità greco-orientale, l'archimandrita Gregorios Miliaris, che saluto assieme ai rappresentanti della comunità, e poi i rappresentanti del centro buddista tibetano con la Anni Malvina che è presente, e poi il rappresentante, anche il presidente del centro culturale islamico di Trieste e della Venezia Giulia, Saleh Nader Akkad. Ecco, scusatemi per le pronunce che sono ovviamente anche bene. Il ricordo della Shoah come tragedia collettiva dell'Europa ha toccato livelli sempre più alti di partecipazione consapevole in tutte le comunità nazionali. L'istituzione della giornata della memoria ha contribuito a far crescere una diffusa coscienza pubblica, soprattutto tra i giovani, grazie alle attività e alle iniziative nelle istituzioni, nelle scuole e nell'informazione. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia contribuisce da diversi anni alla costruzione di una scuola della memoria, sostenendo la promozione delle visite conoscitive degli studenti nei luoghi dell'Olocausto. Viaggi che consentono di fissare nella mente dei più giovani i campi in cui era racchiusa una umanità dolente, fatta di donne, vecchi, bambini. Sono le immagini che emergono dai campi di concentramento nazisti, dove venne annientata l'identità e la dignità dei deportati. Durante gli interventi scorrono anche alcune immagini che sono del patrimonio archivistico della RAI. Il Consiglio regionale ha ricordato con un'iniziativa editoriale la prigionia di Giulio Carnielutti, di cui avete copia sui banchi riservata agli ospiti e ai consiglieri regionali. Insegnante e scultore di Tolmezzo, sospettato di attività partigiane, deportato a Buchenwald, da dove poté ritornare in Friuli portando con sé un taccuino di disegni ed appunti che è stato donato al museo di quel campo di sterminio ed è oggi nel museo permanente del campo di Buchenwald. Oggi ricordiamo la Shoah attraverso la memoria, uno dei grandi valori ed un elemento costitutivo della civiltà e della identità ebraica.
Ricordare le grandi tragedie collettive deve servire a questo, a spingerci a pensare agli innocenti di oggi e di domani e al nostro dovere di migliorare il mondo che abbiamo trovato, facendo tesoro delle esperienze di tutti i tempi, di quelle positive e di quelle distruttive. Se maturerà in noi questa consapevolezza, allora il nostro ricordo della Shoah non sarà solo la commemorazione di un crimine fra i più efferati mai commessi dall'uomo. La barbarie si può presentare anche con nuovi segni distintivi. Pensiamo al terrore seminato dagli uomini che sventano le bandiere nere e che spargono sangue innocente nei paesi martoriati del Medio Oriente e dell'Africa. Cari colleghi, quando abbiamo giurato in quest'Aula l'abbiamo fatto sapendo che il nostro dovere ci portava a riflessioni inequivocabili contro l'antisemitismo e contro ogni violazione dei principi di pari dignità ed uguaglianza davanti alla legge. Lo dice l'articolo 2 della Costituzione italiana, ma lo ribadisce anche il secondo articolo del Trattato sull'Unione Europea, che fonda i suoi valori sul rispetto della dignità umana e quello del rispetto dei diritti umani. Questi valori della non discriminazione delle minoranze, della giustizia, della solidarietà sono comuni agli Stati membri. L'Europa è soprattutto questo, la ragione del nostro stare insieme sono lì, in quel fondamento di pace e civiltà. Ricordando l'Olocausto diamo un insegnamento ai vivi, un insegnamento sulla vita e sulla morte, la crudeltà e la compassione, perché l'obiettivo di noi tutti è di impedire che le pagine più tragiche del secolo passato possano diventare il futuro dei nostri figli. Ecco, darei ora la parola al Presidente, prima della comunità ebraica, che ci porterà ovviamente una riflessione, il suo pensiero su questa giornata. Prego. Caro Presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, Dottor Giorgio Baiuti, cari consiglieri, innanzitutto ringrazio per l'invito a partecipare a questa seduta e come Presidente della comunità ebraica di Trieste del Friuli Venezia Giulia mi sento onorato di essere qui presente per ricordare la giornata del 27 gennaio. Noi vorremmo, da quando è stata istituita questa giornata, che venisse presa come monito, come un segnale affinché queste orribili tragedie non solo non vengano dimenticate, ma che siano un insegnamento. Spesso si cade nella retorica a ripetere delle cose che sembrano ovvie, in realtà quello che proprio noi temiamo è che il ripetere di avvenimenti, di giornate come queste possano diventare, che ne so, una sorta di referend di cose già sentite, già dette. E ci si dimentica che dietro questo c'è appunto la morte, la fine terribile di milioni di esseri umani, ebrei e non solo ebrei, perseguitati solo perché di diversa provenienza, con una diversa appartenenza a una fede religiosa, a un popolo, a un'identità. La comunità ebraica di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, ha patito particolarmente quelle che sono state le persecuzioni. La comunità di Gorizia è stata praticamente annientata, quella di Trieste ha visto deportare per certo 670 nomi, ma siamo quasi certi, siamo oltre 1 migliaio di ebrei e solamente poche decine sono tornate dai campi, portando con loro un ricordo indelebile, cui nessuna giornata della memoria purtroppo riuscirà ad alleviare, nel senso che per loro è una tragedia che è intima e che diffonderla all'esterno è sempre più difficile. Ormai i testimoni sono rimasti veramente pochissimi ed è il nostro compito, di noi ebrei, di noi comunità, di noi società civile,
e ringrazio, ripeto, le istituzioni per quanto potranno fare, perpetuare quella che è una memoria viva, una memoria partecipe di quello che è successo. Domani, in occasione della celebrazione dell'evento in Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nel nostro suolo, ecco, che ha visto la morte di ebrei, di partigiani, di persone che non erano semplicemente riconosciute come degne di vivere per quello che era il periodo, quello nazifascista, dove non si poteva pensarla diversamente, non si poteva essere diversi di quello che quel regime chiedeva. Bene, domani ricorderemo come comunità, attraverso la lettura di alcuni salmi, questa tragedia e ne faremo partecipe tutta la cittadinanza, chiunque avrà piacere di essere presente. Ripeto, come presidente di questa comunità ormai da 4 anni, poco più di 4 anni, sono già parecchie volte che ho avuto occasione di partecipare a questi eventi e ogni anno, mi rendo conto anche in questo senso, cerco sempre di più di ripetere quello che mi ho sentito, cioè evitare che la cosa si riproponga come una ripetizione di quello che è stato fatto negli altri anni e soprattutto proporre attraverso testimonianza come quella del libro che oggi il Presidente ha presentato, di esperienze provenienti da diversi vissuti. Bene, è importante, ripeto, che noi tutti, noi qui presenti, la società civile, le scuole, soprattutto i nostri giovani, recepiscano questo messaggio e anche attraverso la visione di immagini come quelle che vediamo proiettate sui televisori comprendano quello che è stata una tragedia inenarrabile e ci auguriamo tutti, nonostante quello che diciamo e vediamo dai televisori, speriamo irripetibile. Grazie. Grazie. Prego adesso lascio la parola al rabbino capo Elzer Sali. Prego. Ringrazio di nuovo le parole del signor Presidente del Consiglio regionale e mi identifico con quelle del Presidente della comunità. Non lo ha menzionato, ma tra i pochi sopravvissuti c'è anche la cara mamma che io conosco molto bene e il non dimenticare è una cosa che ho visto con i miei occhi. Questi momenti devono riportarci a questo, al Zachor, che è un'anamnesi in ebraico, il ricordare attivamente, conoscere chi ha vissuto direttamente questa tragedia ci aiuta a dare una dimensione umana e quindi nelle varie occasioni che ci sono state, l'anno scorso abbiamo portato qui a Trieste vari sopravvissuti, è importante che le nuove generazioni conoscano e parlino e guardino negli occhi di chi ha vissuto la tragedia per conoscere le dimensioni umane. E voglio concludere con un momento di preghiera, con la tradizionale preghiera che si fa in questa giornata, che reciterò in ebraico e dopo in italiano. El male rachamim shochem b'merumim דיין אלמנות ואבי יתומים, אמצי מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטורים כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו ושנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם, במחנות של בלזק, Helmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Auschwitz e Risiera di San Saba, Kulam Kedoshim Utorihim, Ubaem Geonem, Vetzadikim, Arzia Lebanon, Veadirei Torah.
Bala Rahamim Yastirem Beseter Kenafav Leolamim Veitzror Bitzor Rahamim Nishmataham Began Eden Menuchatam Adonai Unachalatam Izkora Kedatam Vetamod Lanu Chol Israel Tzitkatam Eretz Al Techasidamam ועליהם מקום לזעקתם, בזכותם ישובו נדחי ישראל לאחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד נגד אדוני יעמדו לגורלם. יבואו שלום וינוחו על משכבותם, ויקומו לקץ ימים לחיותם, ונאמר amen. Dio pieno di misericordia, che abiti nelle regioni superiori, giudice delle vedove e padre degli orfani, procura un giusto riposo al riparo delle ali della provvidenza, assieme ai santi ed ai puri, splendenti dello splendore del firmamento, alle anime delle miriadi delle migliaia di ebrei, uomini, donne e bimbi che furono uccisi, sgozzati, strozzati, bruciati e sepolti vivi nei campi di Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Auschwitz e Risiera di San Saba. Tutti santi e puri e fra di essi venerano di straordinaria levatura e giusti, cedri del Libano e grandi nella Torah. Il Padre della misericordia li ricoveri sotto le sue ali in eterno, affidi al mondo della vita la loro anima, nel giardino dell'Eden sia il loro riposo. Il Signore è la loro eredità, si ricordi il loro sacrificio e valga per noi e per tutto Israele la loro giustizia. Terra, non coprire il loro sangue e non vi sia luogo al loro grido. Per loro merito tornino i dispersi di Israele al loro possesso ed i martiri per sempre rimangano nella memoria al cospetto di Dio. Riposino in pace, adagiati nei loro giacigli, ed alla fine dei tempi risorgano alla vita e diciamo amen. Bene, grazie allora per la riflessione, il momento della preghiera che ha dato solennità a questa giornata. Volevo farle omaggio. Grazie mille. Oltre al libro anche del sigillo del Consiglio regionale. Grazie mille. A ricordo di questa giornata e al Presidente della comunità, oltre al libro, la ricostruzione fedele del diario di Giulio Bevilacqua che è Carnielotti, che di fatto è portato a Buchenwald, l'originale presso il museo appunto di Buchenwald. Grazie. Grazie mille. Di nuovo ringrazio nuovamente tutti i rappresentanti delle comunità religiose della nostra città, nostra regione, e questo con il messaggio di pace e di speranza chiudiamo questa cerimonia. Ringraziamo della presenza. Il Consiglio regionale riprende fra qualche minuto.